A Ravanusa è pronto ed eseguibile il progetto di delocalizzazione, ovvero costruzione altrove delle case distrutte o danneggiate dall'esplosione dello scorso 11 dicembre, che costò la vita a 9 persone, una delle quali incinta al 9° mese di gravidanza. La procedura è però in stallo perché alcune famiglie insistono per rientrare nelle loro case, che non hanno subito danni strutturali ma che ricadono in zona R4 ad elevato rischio idrogeologico, e ciò impedisce che a loro siano concessi certificati di regolarità statica, agibilità e abitabilità. Le abitazioni da ricostruire sono 50, gli sfollati dopo la tragedia di Pietrirussa sono 130. Al momento sono tutti ospiti di case in affitto per le quali il Comune pagherà 72.000 euro l'anno, coperti dalla Regione Sicilia fino a 61.000 euro. Per quest'anno e forse il successivo, l'assessorato regionale alle infrastrutture sta coprendo 61.000 euro, spiega il sindaco. Se non ci affrettiamo per realizzare le case, avremo mai soldi per mantenere tutte queste famiglie per anni ed anni? Il progetto del Comune prevede la delocalizzazione fuori dalla zona R4, ma all'interno del tessuto urbano. C'è un confronto iniziato anche con i tecnici incaricati da queste persone. I tecnici del Comune incontreranno poi nei prossimi giorni quelli della Regione Siciliana e speriamo, prosegue il sindaco Carmelo D'Angelo, in un nuovo incontro con il governatore Nello Musumeci, che ha già dato disponibilità di fondi per giungere a una soluzione definitiva e ottenere il finanziamento, iniziare le opere e ridare la casa a chi l'ha persa. Il progetto definitivo è pronto, ma, conferma il sindaco di Ravanusa D'Angelo, è fermo perché l'amministrazione vuole la massima condivisione con le persone che hanno perso la casa nella tragica esplosione. Nel triangolo di Pietrirussa invece verrà realizzato un luogo della memoria.